Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Priverno, antica città d'arte in provincia di Latina. Il comune si trova a 151 metri sul livello del mare e conta circa 14.500 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Anna Maria Bilancia. Benvenuti a Priverno, sono Anna Maria Bilancia, sono il sindaco, pensate, il primo sindaco donna di questa città, quindi una grande responsabilità. Priverno è una cittadina del Lazio che si trova esattamente a metà via tra le province di Frosinone e di Latina. Ha una lunghissima storia, nasce come città volsca addirittura, di cui ricordiamo le gesta della bella Camilla, raccontate da Virgilio nell'Eneide, ma anche da Dante, figlia del re di questa città, il re Metabo. E poi nel secondo secolo a.C. diventa città romana, una colonia molto importante, almeno da quello che testimoniano le rovine di domus importanti, un grande teatro, che si possono osservare ancora oggi nel parco archeologico di Priverno, nella piana di Mezzagosto, vicino il fiume Maseno. Nel XI-XII secolo Priverno diventa città medievale perché gli abitanti, che probabilmente fuggono per le alluvioni o per le invasioni barbariche, si accastellano sulle colline circostanti, dando vita a tante città, tra cui la nostra, che sicuramente è la più grande, la più importante di questo comprensorio. È una città che testimonia il passaggio della Chiesa, di famiglie nobili molto importanti, lasciandoci oggi godere della vista di palazzi sontuosi, di tante case importanti di stampo medievale e di tantissime chiese, ben 14. Tra queste molto importanti quella di San Giovanni con gli affreschi di Santa Caterina studiati da tutte le università laziali. Quella di Santa Maria, che è la cattedrale, che conserva anche una reliquia importante, il teschio di San Tommaso d'Aquino, che è il nostro santo patrono, perché è morto in un luogo per noi il più importante di tutti, il più bello e suggestivo, che è l'abbazia di Fossanova. Lì, nel 1274, San Tommaso morì e quindi siamo fieri di aver avuto sicuramente la testa più importante del Medioevo nel nostro territorio. È per questo che poi è diventato il santo patrono della città.
Priverno ha però anche tante tradizioni culturali e storiche e che si trasformano in numerosi eventi che si realizzano durante tutta l'estate in particolare. Tra i più importanti sicuramente è il Palio del Tributo. Oltre al Palio del Tributo, a Fossanova si tiene la ormai notissima festa medievale, ogni anno l'11, il 12 e il 13 agosto, che vedono figuranti reinterpretare i mestieri, le arti di quei tempi. Oltre agli eventi, che sono tantissimi, anche perché realizzati in collaborazione con tante associazioni, perché Priverno è una città molto viva, molto dinamica, ci sono anche luoghi dove cerchiamo di promuovere la cultura, quella con la C maiuscola. Abbiamo un teatro molto attivo che ha ripreso la sua attività anche grazie alla TCL con delle belle stagioni invernali, e poi abbiamo due musei molto importanti. Uno, il Museo Archeologico, che si trova proprio in Piazza del Comune, e l'altro, il Museo Medievale, che invece è a Fossanova e raccoglie tutti i reperti medievali sia del borgo di Fossanova che della sopraelevazione medievale che Priverno, l'antica città romana, ha subito poi nel tempo. Poi Priverno è anche la culla di sapori importanti legati a cibi squisiti, alcuni esclusivi, alcuni presidi slow food, per cui si mangia molto bene. Adesso andiamo ad incontrare Don Giovanni Gallinari, arciprete parroco della concattedrale di Santa Maria Annunziata. Benvenuti a vivere insieme questo momento un po' di presentazione, un po' di questa comunità, che come sapete è una delle comunità più antiche del nostro territorio, una volta diocesi con Terracina, Priverno, Sezze, ora c'è il nuovo assetto di Latina, Terracina, Sezze, Priverno, quindi questa chiesa concattedrale. Come avete potuto vedere all'ingresso c'è una lapide che ricorda la sua fondazione, siamo nel 1183, però siccome sono stati fatti accenni precedenti anche negli anni antecedenti di altri papi, probabilmente questa chiesa un po' più antica ha avuto una serie di interventi, di rifacimenti. Se guardate bene la parte di davanti, la crociera, lì è segno proprio di una chiesa che nasce sullo stile di Fossanova, gotico borgognone, naturalmente un po' rimaneggiata, e quindi ha perso un po' con gli altri interventi del XVII-XVIII secolo, ha perso un po' la sua immagine iniziale ed oggi si presenta così. In essa ci sono dei segni forti di richiamo alla fede della comunità tutta intera, come la devozione mariana con l'immagine della Madonna di Mezzagosto. C'è poi il famoso Cristo morto, il Gesù che viene portato in processione solennemente il Venerdì Santo. E poi abbiamo l'insigne reliquia di San Tommaso, il cranio di cui tanto si discute con Tolosa e come ben sappiamo. Però ecco, diciamo così, con una riflessione un po'
insieme noi siamo convinti che ci troviamo dinanzi ad una vera e autentica reliquia, con tutto ciò che si è potuto dire, anche studi recenti che hanno voluto poi far vedere la vita di San Tommaso conclusa con l'avvelenamento, cosa che mi è molto difficile pensarla se andiamo a leggere quelle che sono state le sue parole dette poi a Fossanova nel momento del suo trapasso, quando non solo, aveva fatto questa preghiera molto bella, ma recitando il Cantico dei Cantici ha concluso così la sua vita. In questa chiesa si svolgono un po' gli eventi principali della città e come devozione mariana e come altri appuntamenti, il Corpus Domini, poi appunto la Settimana Santa, poi in onore della Madonna compatrona di Priverno, perché il primo patrono è stato San Sebastiano, e poi ci sono stati questi vari rimaneggiamenti storici, ma c'è sempre una devozione molto forte da parte della comunità. Con Pasquale Di Muro andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Priverno. Benvenuti dal ristorante da Romoletto. Oggi ci troviamo in una dimora storica all'interno di Priverno. Il ristorante si trova nei sotterranei della chiesa comunale di San Nicola, dove vi troviamo anche degli affreschi del 1300 e del 1400 con una terrazza che si affaccia sulla vallata dei Monti Lepini. Adesso vi presentiamo i prodotti della gastronomia privernese, dove troviamo i prodotti della macelleria di Gaetano Mastrantoni, e quindi abbiamo il filetto e il carpaccio di bufala, le coppiette con la salsiccetta sempre a base di bufala e anche lo speck di bufala, che può essere preparato sia in cucina o anche mangiato normalmente come antipasto. Di seguito troviamo anche altri produttori, tra cui abbiamo Palluzzi e Bortolucci, che ci preparano le nostre conserve, dai carciofini alle verdurine, carciofi grigliati, delle creme spalmabili sia di pistacchio che, per quanto riguarda il dolce, anche al cacao, e fondenti. E in più abbiamo anche un altro produttore di Neroni Gaetano, dove lui ha un particolare prodotto che è questa crema di chiacchietelli, che sono dei broccoletti tipici privernesi che si trovano solo ed esclusivamente qui a Priverno, dove sono dei broccoletti composti da un fiorellino viola e sono gli unici riconoscibili. Poi parliamo anche del nostro pane, e quindi del nostro panificio di Salvucci, che ci ha preparato del pane casereccio, che all'epoca veniva comunque ammassato da queste massaie. E inoltre abbiamo anche la famosa ciambella cresciuta, che non è nient'altro che un impasto di pane che viene addolcito e poi lavorato con le uova e l'anice, ed era usato prettamente nei periodi festivi. In più abbiamo la caciata, qui a Priverno la fanno con una crosta di frolla ed è un dolce tipico fatto con ricotta sempre prettamente di bufala, l'aggiunta del cioccolato e della cannella. In più parliamo anche della famosa bufaletta tipica privernese, che è uno spezzatino di bufala cucinato solo ed esclusivamente con del rosmarino, della cipolla e dell'olio, e in più la mitica bazzoffia, che non è nient'altro che una zuppa di verdura fatta con pane raffermo, fave, piselli, la bietina e i mitici carciofi. In più abbiamo anche la faglia, che è un prodotto che troverete solo ed esclusivamente qui a Priverno e che è un pane molto basso con l'aggiunta di semplice olio d'oliva. E parlando appunto di olio, abbiamo la nostra grande azienda di olio che produce l'oliva itrana, e quindi un olio extravergine d'oliva dell'azienda Orsini. Per quanto riguarda il panificio di Giovanni Magliocchetti, questi giglietti sono praticamente dei dolci, hanno un impasto un po' simile a quello che può essere un savoiardo a livello di gusto. Ed infine troviamo la classica treccia o le mozzarelle fatte comunque di latte di bufala del caseificio Onorati qui di Priverno. I nostri prodotti vengono accompagnati anche dalle nostre case vinicole che fanno parte della strada dei vini.
vi aspettiamo qui a Priverno insieme ai nostri ristoratori e produttori agroalimentari per assaggiare dal vivo i nostri prodotti. Adesso con la curatrice Paola Rinaudo andiamo a visitare il Museo Archeologico di Priverno. Siamo nel Museo Archeologico di Priverno. All'interno di questo museo si racconta la storia di questa città fondata dai Romani alla fine del II secolo a.C. e vissuta fino oltre il 1000, quindi ha una vita lunghissima. Ma c'è anche una storia che precede l'arrivo dei Romani ed è la storia dei Volsci di Privernum, la cui figura più caratteristica, più significativa è certamente la regina Camilla, questa figura femminile di donna guerriera citata nell'Eneide di Virgilio. Della Privernum romana noi conosciamo molto della sua storia, abbiamo molti resti visibili appunto nel Parco Archeologico Privernum. È una storia fatta di tanti momenti di vita quotidiana che abbiamo ricomposto all'interno del museo e che stiamo facendo crescere con gli studi e con le ricerche in collaborazione con diverse università. Ma è una storia fatta anche di grandi edifici monumentali come il teatro da cui vengono le statue, una conservata ai Musei Vaticani, rinvenuta alla fine del Settecento, ma altre statue che sono state trovate proprio negli ultimi scavi, come un gruppo scultoreo della famiglia Giulio Claudia, da Tiberio fino a un Nerone fanciullo. Ma abbiamo anche all'interno di abitazioni signorili di un livello particolarmente elevato anche dei mosaici di altissima qualità, come il mosaico nilotico, dove viene raffigurato il fiume Nilo popolato da animali, piante, uccelli, coccodrilli e animato dalla figura dei pigmei. E poi abbiamo l'emblema con il ratto di Ganimede, un'immagine che colpisce per la dinamicità, per il grande senso prospettico, il tutto realizzato con un mosaico con tessere veramente molto molto piccole. Ecco, tutto questo viene narrato all'interno del museo, in una narrazione che è dinamica, che è a volte anche scenografica. Abbiamo una tavola apparecchiata che è stata ricostruita, abbiamo una cucina romana ricomposta con le pentole proprio che venivano utilizzate dagli antichi abitanti di Privernum. Per noi è fondamentale il collegamento tra lo scavo e il museo. Quello che viene trovato, quello che viene scavato, viene studiato, ricomposto e poi allestito nel museo, perché il museo deve essere a disposizione delle persone. Anche recentemente sono stati fatti dei nuovi sondaggi in quella che è l'opera idraulica, che è un'opera straordinaria di incanalamento di un fiume che viene realizzato proprio nella fase più antica della città, che serviva proprio per contenere le acque, e quindi poi tutto quello che viene trovato viene presentato al pubblico, perché il museo non è soltanto un luogo dove si espone, è un luogo dedicato anche alla cultura, al senso di appartenenza, al diletto. Io vi invito a venire a Priverno, a godere di questa bellissima città. Si può creare un percorso di una giornata, visitare il museo archeologico, andare poi al Parco Archeologico Privernum, poi la meravigliosa Fossa Nova e il museo medievale. Non possono assolutamente mancare in una giornata a Priverno.
Con Valentina De Angelis andiamo a saperne di più sul palio del tributo di Priverno. Il Palio del Tributo è uno degli eventi più importanti della nostra città. Nel periodo appunto di giugno e luglio la nostra città diventa un palcoscenico perché c'è questo fermento dei preparativi del Palio. Un evento che ha origini storiche, no? Rinascimentali, e avviene ormai da 25 anni nella nostra città, dove circa 120 figuranti sfilano nei vicoli stupendi della nostra città. Riguardano che cosa? Il pagamento del tributo che anticamente veniva effettuato da parte di città limitrofi a Priverno e utilizzavano questi terreni che erano terreni di Priverno e quindi dovevano pagare un tributo alla nostra città. La giornata clou per quanto riguarda il Palio è la prima domenica di luglio. Viene preceduta però questa giornata dal corteo storico che avviene in notturna, quindi con la fiaccolata, ed è molto coinvolgente vedere appunto sfilare tutte queste persone nei vicoli della città con queste luci così particolari. Queste due giornate vengono precedute dalle feste rionali, che sono le feste delle quattro porte, che erano le antiche porte della città di Priverno, e per concludersi con la corsa equestre dei cavalieri delle quattro porte che si sfidano con la corsa all'anello, e il vincitore di questo palio donerà questo drappo alla propria porta. Vi aspettiamo a Priverno! Continua il nostro itinerario alla scoperta di Priverno con padre Andrea David. Andiamo a presentare la meravigliosa abbazia di Fossanova. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus volevol. Cristo regna, benvenuti nell'abbazia di Fossanova, Priverno, provincia di Latina. Io sono padre Andrea David dell'Istituto del Verbo Incarnato e da 2 anni sono qui come viceparroco per far amare Dio e far amare anche la bellezza dell'abbazia e ricevere tutti i pellegrini, tutti i fedeli, anche tutti i turisti. È un'abbazia costruita nel 1208, ci sono voluti 45 anni per costruirla. Il primo motivo perché esiste qui un'abbazia, il primo è il santo sacrificio della messa. Il secondo motivo è per aiutare la nostra anima a elevare il pensiero, la contemplazione, la meditazione a Dio. L'abbazia di Fossanova fa parte della spiritualità cistercense che viene proprio dalla Francia, da Citeaux, fondata da Roberto di Molesme. I monaci francesi sono venuti qui è una zona molto acquidrinosa e loro hanno fatto un grandissimo lavoro usando proprio la pietra calcarea che vedete qui. E qual è la spiritualità che si riflette poi nell'architettura? Una spiritualità molto semplice, molto austera. Voi vedete le pareti molto lisce, nude, perché i cistercensi erano dei monaci riformatori, diciamo, dell'ordine dei benedettini, fondato da San Benedetto da Norcia, cioè ora et lavora, prega e lavora. Quindi hanno puntato tutto a ritornare alla preghiera, ritornare all'agricoltura, ritornare allo studio, ritornare all'arte. Poi dopo un evento importantissimo, qui è venuto un grandissimo santo, possiamo dire, lui viene chiamato l'Angelico, San Tommaso d'Aquino. Lui era nato a Roccasecca e stava a Napoli. E in quel periodo che cosa succede? Dopo aver scritto la Somma Teologica, dopo aver scritto tantissime cose, ha la visione di Dio, no? E in quel momento lui dice al suo segretario, anche lui domenicano, Fra Reginaldo, dice: guarda, io tutto quello che ho scritto è paglia, non è niente. È come se avesse voluto bruciare tutto. E Fra Reginaldo gli ha detto: no, aspetta. Dopo queste vicende, San Tommaso d'Aquino è chiamato ad un importante concilio a Lione. Parte da Napoli con un mulo. A un certo momento lui sbatte contro un ramo e rimane un po' così svenuto.
continua il suo cammino verso Maenza, un paesino qui vicino, dove aveva Francesca, che era la sua cugina, no? A un certo momento, quando sta a Maenza, si sente male e sente che doveva ritornare alla casa del padre. Chiede di morire in una chiesa e viene ospitato qui dall'abate Teobaldo da Ceccano, che gli lascia la sua stanza. L'edificio dove muore San Tommaso d'Aquino è alle spalle dell'abbazia e lui a un certo momento, prima di morire, legge, medita il Cantico dei Cantici del libro di Salomone, cioè quando c'è proprio quel versetto che dice io ritornerò nell'orto, cioè nel senso nella casa del Signore. San Tommaso d'Aquino muore il 7 marzo 1274, ma qual è il messaggio più importante di San Tommaso d'Aquino? Certamente la somma etologica, certamente altri scritti, ma possiamo fare un'essenza del suo messaggio, cioè le 5 vie, i 5 modi di comprendere, di capire Dio attraverso la ragione, no? Cioè che noi riusciamo, con la fede sappiamo che c'è un Dio, ma anche con la ragione possiamo arrivare all'esistenza di un creatore. Noi abbiamo moltissimi pellegrini, moltissimi turisti, moltissimi studenti di architettura, di arte che vengono qui per apprezzare questa bellezza, perché è nella semplicità che troviamo Dio e cercando Dio, cercando la perfezione, noi ci avviciniamo attraverso la semplicità. Per l'invito nel dialetto locale ascoltiamo il signor Giuseppe De Marchis. Benvenuti a Priverno, siamo qui nella piazzetta di Piazza Trieste, ovvero la piazzetta delle erbe, una volta così chiamata perché facevano degli scambi commerciali, enogastronomici diciamo così. Non c'è solo questa piazzetta naturalmente, ce ne sono diverse di belle piazzette, poi c'è la piazza del comune, abbiamo un sacco di chiese e abbiamo un sacco di storia. E infine vorrei invitarvi proprio a venire nel nostro dialetto. Come diceva mia nonna, venite a Priverno perché è bello estate e inverno. Priverno vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Priverno, città d'arte in provincia di Latina. Ciao!